Talvolta capita di vedere una realizzazione particolare. Siamo andati da un artigiano specializzato per quanto riguarda la pasticceria, che poi ha una grandissima passione per i presepi. E che presepi? Un presepio sardo che ha qualcosa come 50 anni almeno di storia. Uccio Zene. Salve, sono Uccio Zene della pasticceria Il Giglio e niente, anche quest'anno ho voluto mettere in mostra il lavoro di anni per l'occasione delle feste natalizie, quindi il presepe stile sardo. Un senso di appartenenza molto importante, perché qua ogni figurante, ogni animale, ogni realizzazione con le locazioni particolari come il fabbro, come tutti quelli erano gli antichi mestieri, è realizzato a mano dalla passione, soprattutto con tessuti e con particolarità che solo un grande amore per questa collezione, che poi alla fine diventa anche una collezione e ti accompagna da tanti anni, Uccio. Sì, esatto, ed è un ritorno anche alle origini, a non dimenticare in effetti la nostra storia. Quindi rivisitare tutti gli anni è sempre un'emozione dove, come ripeto, è sempre un rivedere le origini, ecco, Uccio, si ritorna un po' bambini, questo me lo devi concedere, perché vedo che parli con grande attenzione di quelle che sono praticamente anche ricordi della tua gioventù. Qua sono tante statuine che probabilmente porti appresso da quando eri un bambino. Sì, esatto, e li conservo molto gelosamente anche, è proprio un tuffo del passato, ecco, e voglio che tutto questo lavoro vada avanti negli anni e trasmettendolo anche ai miei nipoti e insomma, queste emozioni comunque sono da vivere. Possiamo invitare a visitare presso proprio la tua sede questa meraviglia che niente ha a che fare con il tuo lavoro, che però lo rende davvero ancora più importante, perché ripetiamo, c'è la passione e quel senso di appartenenza che solo noi sardi possiamo avere. Assolutamente sì, per chiunque volesse venire qui a vederlo la porta è sempre aperta.